Buon pomeriggio, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Quest'oggi nella seconda parte sarà con noi la professoressa Iris Zalaudek, direttore della clinica dermatologica di Asuggi. Nella prima parte, curiosamente, perché di solito Giorgio Dendi è sempre ospite nella seconda parte, però oggi nella prima parte siamo appunto in compagnia di Giorgio Dendi. Grazie per essere tornato nei nostri studi. Partiamo subito dall'impegno che non ti vede. Che non ho, l'impegno che non ho. I miei amici dell'Armonia, quando è dopodomani, il 23, sì, fanno la commedia a Rossetti, grande onore essere a Rossetti. Bisogna riempire il teatro, andate numerosi, è una commedia che ha avuto già successo in altre parti, per cui insomma si chiama Emilio ed è tratta da Senilità. Senilità. Ok, quindi appuntamento a Rossetti. Di Italo? Svevo. Ah, pensavo che dicevi Italo Balbo magari, chissà. No, poi per carità, tutto l'ha anche sì, ma so che sai, tradotta dalla versione in triestino e di Monica Parmeggiani. Certo. Se posso sbagliare. No, quindi guai. Appuntamento alle 20:30 di venerdì. Venerdì io non ci sarò, nonostante io sia nella locandina, perché io faccio il suggeritore quando si prepara la commedia e sono già pronto per partire per Fosforo a Senigallia. Io sono a Trieste solo quando devo venire da te. Ecco qui, questa è la locandina, vedi qua, tra enigmi e matematica con Giorgio Dendi. E ci sono più appuntamenti, in piazza avrò il mio gazebo o qualcosa del genere, perché ogni anno viene cambiato, quindi non so bene, e poi ho anche degli spettacoli al chiuso. Ok, e questo si riferisce a una delle altre edizioni? A Senigallia, ecco. A Senigallia. Però tu puoi andare a vedere lo spettacolo Emilio il venerdì e magari il sabato mi raggiungi giù con la telecamera e facciamo servizio. Sì, tempo c'è. Tempo c'è. Allora, queste sono, e per questo ho messo la maglietta così, perché così parto già domani con questa maglietta. Perché hai quel libro? No, ti dico dopo, perché abbiamo abbastanza materiale. Ecco, vedi, questa è l'ultima lezione che ho tenuto alla Bocconi. Quindi, ecco, devi capire che io vengo a Trieste solo per Tele4, perché comunque, ecco, il mio pubblico, questi ragazzini ai quali ho tenuto una lezione, ecco... Tutta quella gente? Sì, poi ce n'erano altri nella seconda lezione e poi sopra, non so se si vedono quei vetri, là sono affacciati i genitori che ci vedono dall'alto. Questa è la più grande aula magna della Bocconi e poi ci sono anche dei mega schermi fuori per i genitori. Li fanno stare seduti per terra? Seduti per terra, altrimenti, altrimenti non ci starebbero. Ma poi sarà là più di 1000 persone? Sì, sono 3000 in due sessioni, una roba in 2 volte, sì. Eccoci qua, e allora siamo pronti. Tu hai già letto? Allora, ti faccio i giochini. Sì. Io cerco di variare anche tra i giochini. Umberto, ti sono piaciute le caramelle che ti ho regalato ieri? Ok. Allora, neanche fosse personalizzato, no? Eccoci. C'è una risposta che tu potresti darmi, e io non capirei se ti sono piaciute o no. Questo gioco si chiama Pronega. Lo facciamo tra noi enigmisti. Pronega. Pronega. Sì. Io ho cercato sul motore di ricerca, non ho trovato questa cosa, però credo. Il nostro amico Roberto, grande autore di giochi e vincitore di concorsi, ahimè, perché porta via il posto a me, il mio amico Robo è uno specialista di queste cose e ci sono risposte che possono avere 2 significati e per l'enigmista questo è interessante. Aspetta, perché... Possono esserti piaciute o no? Se tu mi rispondi, il primo te lo risolvo io, se tu mi rispondi, appena le ho ricevute le ho scartate, vuol dire che non mi sono piaciute, oppure, le ho scartate e le ho messe via. No, non si può sapere, perché le hai scartate per mangiarle o le ho scartate per metterle via perché non ti piacevano. Ecco, questi sono i giochi. Nella lingua italiana ci sono tanti bisensi, tante parole che si prestano, per cui io ne ho alcuni qua da presentarti. Se volete, spettatori a casa, fate questo giochino tra di voi, fate la foto allo schermo e poi inventatene altri e magari mi informate. Umberto, nome di fantasia, ti è piaciuto quel tavolino che ti ho regalato ieri? Cosa potresti rispondermi in modo che
io non capisca Se ti è... piaciuto. Questo sta mordendosi il labbro. perché questa è un po' complicata, devo dire la Umberto, ti è piaciuto? Beh, un tavolino, se non ti piace prendi una manera, diciamo noi. L'ho accettato. L'ho accettato molto volentieri, cioè ci ho dato bene con l'accetta, con la scura e con l'accetta, oppure l'ho gradito. Ecco qua due risposte, cioè una risposta unica che può avere doppia interpretazione. Perfetto, passiamo avanti. Qua facciamo tutto molto velocemente, tutte le diapositive mi sembra. Umberto, dimmi come si chiama il cordone dei frati, altrimenti ti boccio. Immaginiamo un insegnante che ti chieda questa cosa, altrimenti ti boccio. Se uno ti dice, beh, altrimenti ti boccio, tu cosa dici? Apri le braccia e dici... Pazienza. Pazienza, esatto. Pazienza è il cordone dei frati. Questo non sapevo. Ecco, quindi tu avresti potuto dire pazienza, sì. accetto la bocciatura, oppure, no, si chiama pazienza il cordone dei frati. Una volta ho risposto pazienza ad un SMS, ad un WhatsApp. Beh, pazienza è un disegnatore Sì, no, in quel caso non era lui. È un'altra roba. Ok, vabbè. In regia... Adesso guardo se hai risposto ai miei pazienza. Allora, questo l'abbiamo risolto. Qua ci sarà tanto tempo a disposizione, non riusciremo. Umberto, interrogazione di fisica. Dimmi subito qual è il prodotto della forza per il braccio. Forza per il braccio... Adesso me lo sono dimenticato. Poi non è la dinamica, no? No, aspetta, me lo sono dimenticato. La forza per il braccio, perché adesso non riesco a... Che figuraccia. In regia devono guardare su Wikipedia quanto fa la forza per il braccio e il... La leva, che non so. No, ma è proprio il... sì, scusa. Sudori, scusate, mai fatto questa figura simile. E questo si chiama momento. Umberto, dimmi subito, tu potresti dire un momento. Un momento, aspettate che ci penso. Sì. Invece il momento. Ho capito. Il momento vuol dire, cioè, sì, come la leva, più lunga è la leva, quindi più lungo è il braccio e più grande è la forza che applichi, il momento di inerzia. No? Quindi un momento andrebbe bene come risposta. Allora, Umberto, nominami due pronomi, uno interrogativo e uno personale. Ecco, deve essere chi? Due. Il primo va bene. Chi e uno personale? Sì. Come quando io tante volte faccio delle domande ai ragazzi a scuola e mi rispondono sempre, rispondimi tu. E uno dice, chi? Chi io? Chi io? Risposta esatta. Uno sbadato non sa che ti sto cioè neanche sa i pronomi personali. Sì, allora guarda, sto parlando con te, guardami qua. Neanche guarda, perché lui vuole vedere il prossimo. Adesso fermi, ecco, non andate avanti a mostrare il prossimo. Ecco, uno sbadato potrebbe rispondere chi io, senza neanche sentire la domanda, e imbrocca la risposta esatta. Ecco, con la lingua italiana, come abbiamo fatto questi giochini, ci sono tanti altri giochi. Nino Benvenuti ci ha lasciato ieri e anche su di lui c'era un gioco. Allora, Benvenuti, io sapevo che era forte, medi, welter, qualcosa del genere, ma insomma ero piccolino, non è che seguivo la box. Invece l'hanno detto, si è letto sulla stampa, che era un grande campione, aveva pochissimi incontri nei quali ha perso, uno solo, mi sembra, qualcosa del genere. Soprattutto quando era nei non professionisti, insomma, nei dilettanti, mi pare che ne ha disputati 100, forse addirittura senza perderne uno. Sì, ecco, qualcosa del genere. Ecco, aveva una... Allora, sul suo nome soltanto, così, c'era un giochino che si proponeva salve e bisognava trovare una frase bisenso. È un gioco che ti avevo fatto già altre volte. Beh, poteva essere tipo benvenuto Nino. Ma Nino non è doppio senso. Beh, salve è una frase che si può scrivere sul tappetino. Sullo zerbino, sul tappetino d'ingresso. Sì. E allora salve e benvenuti steso al tappeto, che nell'altro senso significherebbe
Nino Benvenuti, KO, insomma. KO steso al tappeto. Però Benvenuti steso al tappeto è anche una frase che significa salve. Però è una frase poco plausibile visto che non ha perso quasi mai. Però ecco, se glielo dicevi. La parola ho cercato di incontrarlo, io conoscevo suo fratello che faceva il benzinaio e gli ho detto si può avere un incontro, dopo non ci siamo più visti e non ne abbiamo più parlato. Ecco, ho capito. allora scusa, ecco, tu vedi già la prossima, ma io volevo dire che l'enigmistica aiuta a stare attenti alle parole, ai significati delle parole. Ah beh, sì, e questo ci può servire anche nel nostro lavoro. Un giornalista basta niente per sbagliare una parola. Sì, o anche senza sbagliarla, ma il contesto può indurre a un'interpretazione o divertente o per divertente sempre anche drammatica. Parlando di parole, ecco, perché qualche volta può essere anche un contesto molto difficile del quale bisogna avere rispetto, però le parole magari si prestano. No? Certo. Eccoci, allora ti presento qualcosa che ho trovato io in giro. A Parigi, leader divisi, morti da inquinamento, all'Italia la maglia nera. Effettivamente sì. Qua ha due interpretazioni. La maglia nera vuol dire che siamo ultimi come morti di inquinamento, quindi è una buona notizia. Invece non era questo. Addirittura sì, è vero, è vero. Poi dopo e se poi, dici maglia nera parlando di morti. No, parlando di inquinamento, maglia nera, ce l'hai nera, perché è come chi abitava la Ferriera, povero. Ah, in quel chi abitava vicino alla Ferriera. Quindi ne sarebbero tre allora di... No, maglia nera, loro dicono siamo ultimi come inquinamento, invece purtroppo siamo primi difatti, e non siamo maglia nera, siamo maglia rosa. C'è già un fraintendimento. Sì. Un doppio fraintendimento. Sì, vedi. Poi... Sì, è come dire, è una battuta, no? Io in quanto stupidità, non so, come si usa a dire, non sono ultimo a nessuno. Non sono ultimo a nessuno. No, c'è una battuta in un film con Walter Matthau, che non tanto, però dice se ci fosse una gara di cretini tu saresti cretino. Tu arriveresti secondo. Neanche lì. Perché? Perché sei cretino. Perché neanche quella riusciresti a vincere. Ecco, così si può fare. Allora, corruzione. L'Italia penultima in Europa. Invece purtroppo l'Italia era seconda in Europa. Come onestà era la penultima. Vedi come un titolo... Sì. Qui dipende anche da come... corruzione, se ti mettono il titolo corruzione, l'Italia penultima vuol dire che siamo penultimi per corruzione. Sì, invece questo dipende... Onestà, l'Italia penultima in Europa. Però l'enigmistica può aiutarti a essere puntiglioso e a vagliare, soppesare tutte le parole. Ecco, anche qua c'è stato penso un referendum, una cosa che ho trovato in rete non è italiana. Tutti votano no, e queste mettono alla rovescia, e quindi che vuol dire quasi sì. Vuol dire sì, on sugli interruttori. Sì, in Italia perché vedo il quarto stato. Ah sì, può essere. Sì, sì. Posso supporre che sia in Italia. Ma io ho trovato in rete, subito, prima che sparisca, l'ho presa e... Fatto bene, perché poi dopo se si accorgono, tolgono. Sì. E vedi quante robe... Ma tu ti accorgi di queste cose? No, vedi se devo essere sincero se devo essere è uno spreco. Qualche volta sui titoli magari sì, se ci sono dei titoli un po' particolari, sui titoli sì. Finisci la frase. Ho più difficoltà per le robe visive. Però, sì. Guarda, dopo questo non parla di niente di grave, puoi guardare. Completa con... Leggi tu. Oppure? Lì c'è scritto completa con minore oppure maggiore. Quei due sono i simboli di minore e di maggiore. Ho capito. E chi ha fatto, il ragazzino o ragazzina che ha svolto l'esercizio, ha interpretato completa con tipo virgolettato, oppure 3, oppure 3,5, 2,04, oppure... È scritto giusto, cosa vuoi dire? Ecco, non è... Ecco, allora perché il simbolo, diciamo così, di maggiore
può sembrare quasi come fra virgolette. Fra virgolette, sì, come un inciso. Ma per no? esempio c'è una cosa che a me dà un enorme fastidio, anche dal punto di vista visivo. Allora, io sto guardando in questi giorni la miniserie del Conte di Montecristo su Rai Play, fatta molto bene, devo dire la verità. Però nei titoli di testa, no, c'è scritto e con Jeremy Irons nel ruolo dell'Abate Faria, e Abate Faria è scritto fra virgolette, che mi pare, cioè non capisco perché, no? Nel ruolo dell'Abate Faria. Bon. Ma la cosa che a me dà fastidio è che c'è nel ruolo del apostrofo aperte virgolette Abate Faria. Per cui ci sono tre... Che dal punto di vista visivo io non lo so. Che tra l'altro perché mettono tra virgolette? Non è... Sì, questa è una roba che non capisco. Allora ti dico una cosa. In quel senso potevi mettere con Jeremy Irons, se poi puoi mettere tra virgolette, nel ruolo dell'Abate Faria, tra virgolette, perché non hai questa roba qua. Ma non capisco perché lo abbiamo messo tra virgolette. Allora ti dico che questa cosa l'ho osservata anch'io, perché io guardo Tele4. Oggi cosa abbiamo messo tra virgolette? Cosa hai fatto che non hai fatto tu? C'era Laura al telegiornale all'1:20. Poveretta, cosa cammina? No, ci ha mostrato che forse seguendo così l'idea di Benvenuti si sono picchiati 20 persone oggi, c'erano tutte queste zuffe, ma insomma fatelo professionisti, non fatelo in strada, ecco. No, ma a parte questo io faccio molto zapping e ho osservato che nella serie Carabinieri, che andava su Rete 4, è quasi la vostra Tele 4, Rete 4, insomma, no, su Rete 4, tutti i nomi dei personaggi tra virgolette. Non capisco perché. Non so perché. Non ha nessun senso secondo me. No, vabbè. Perfetto. Secondo me è sbagliato, secondo te anche faremo una dimostrazione. Comunque ecco, questo dà adito a un errore. Vediamo il prossimo. Vedo. L'ufficio tributi riceve tassativamente nei seguenti giorni. Se non ricevono loro tassativamente, non so chi altro può ricevere tassativamente. Però insomma adesso, al di là di tutto, che l'ufficio tributi sia aperto solo un giorno dalle 6 alle 8 e altri 2 giorni dalle 9:30, insomma... Può essere in qualche comune dove non sono tanto pratici. Non mi sembra molto produttiva come roba, però insomma, vabbè. Sempre trovato sul web, io smanetto, guardo e dopo raccolgo e preparo. Per esempio... Vai. C'era scritto... Non guarda il prossimo. Tutti conoscono il mimo Marcel Marceau, no? E c'era scritto in un articolo, durante la Resistenza, anzi durante la guerra, Marcel Marceau aiutò la Resistenza senza dirlo. E te credo, su un mimo. Tra l'altro, scusa, c'è un film nel quale l'ultima follia di Mel Brooks. Ecco, l'unica parola pronunciata la pronuncia lui. Ed è no. No. L'ultima follia di Mel Brooks. Ma quante ne sappiamo? Io so tutte le cose circa, dopo tu me le correggi. Vieni anche alle mie conferenze, se vuoi. Così io comincio a parlare di qualcosa e tu continui che sai meglio la cosa. Allora, leggiamo questo. Questo l'ho beccato in rete e l'hanno corretto poco dopo. La prima è quella a sinistra. Ricercatore nato 48enne. Ad Imperia, Macedania è morto. Mi dispiace la notizia, però... ricercatore, adesso c'è il nostro simbolo lì, non si riesce a leggere bene, comunque c'è scritto ricercatore nato 48enne nel primo, a sinistra, dove c'è il simbolo triste. 47enne. Sì, 47enne. Nato 47enne. Scusa, nato 47enne. Che non è... È uno, non nasce a 47 anni. Come il caso. E dopo hanno corretto ricercatore 47enne nato. Vedi come una parola messa, un aggettivo prima o dopo, un aggettivo, un qualunque sostantivo, insomma, messo prima o dopo cambia completamente il senso. Per cui bisogna stare attenti, perché ci sono io che controllo queste cose. Ricercatore di 47 anni nato ad Imperia. Sì, ma nato 47enne. No, sembra come il misterioso caso di Benjamin Button, che è quello che nasce vecchio e poi muore bambino, muore piccolo, insomma. Oh, aiuto. Allora, sull'ultima settimana enigmistica, ecco, sull'ultima proprio. L'ultima, ma per mostrarti che io ti porto le cose attuali, c'è questo rebus rompicapo, è a pagina 28, me lo ricordo perché è impaginato col bersaglio. Qual è
Non risolviamolo, tranquillo, puoi riprendere il tuo colorito normale, non lo risolveremo. Perché non lo risolviamo? No, perché voglio mostrarti una curiosità. Ok. Allora, questo a me fa divertire, è una cosa eccezionale. Il rebus è stato pubblicato, è difficilissimo, vedi è scritto sotto, l'autore è Miola, Emanuele Miola, però ecco noi lo vediamo qui dietro, più nel disegno, quello lì è lui. Si è E messo... questa è Monica, sua figlia. Come Hitchcock. Sì, come Hitchcock che appare nei suoi film. Adesso questo è un preziosismo che la gente a casa non sa, però ecco vedi, ognuno nel suo mestiere può mettere anche qualche finezza. Hitchcock non so se l'ha detto subito che lui sarebbe comparso nei suoi... No, l'hanno visto Faceva dopo. per così, anche poi dopo per divertimento, insomma. Tranne quella volta che è apparso nel giornale, non era in un Perché giornale. c'era una volta appare in una foto, perché tutto si svolgeva all'interno di un appartamento, quindi nel Delitto Perfetto appare in una foto dove si mostrano dei compagni di classe attorno E a un in uno tavolo. vedono in una scialuppa. In una pubblicità nel film che si chiama, adesso non mi ricordo il titolo del film, che sono comunque, si svolge su una, Prigionieri dell'Oceano, si svolge su una scialuppa barca. e a un certo punto c'è un giornale tra l'altro con una pubblicità di uno che dimagrisce. Ecco. Tra l'altro, e si vede lui. Ecco, nel vedi, film. questi sono preziosismi che magari solo chi è dentro vede, oppure dopo si divulga la notizia, però questo che sia lui l'autore, Emanuele, l'autore del gioco, e che compaia lui disegnato, è proprio la sua caricatura, diciamo, e poi quell'altra Monica, che adesso è un po' più grande, ma insomma è lei. Ma si può risolvere? No, adesso non È difficile. lasciamolo È difficile. perdere. Chi ha piacere, io metto È sempre sull'ultima settimana enigmistica. su quella con la copertina rossa che c'è ancora oggi, che probabilmente abbiamo a casa, e io metto dei film nel mio YouTube nei quali risolvo i giochi, e questo comparirà tra un po' di settimane, lasciamo il tempo che appaia sulla rivista, che appaia la soluzione. Allora volevo dirti che questa è una novità, diciamo, del personaggio raffigurato, Cioè per quello di prima? sì, di Emanuele che è raffigurato, che non avevo mai visto sulla settimana mistica, però anche le riviste, anche i giochi, anche le parole crociate, tutto si evolve. Questo è un vecchio libretto che ho a casa. Vedi, queste sono le solite parole crociate che troviamo e sappiamo già che bisogna mettere le caselle nere, che non ci sono. Però vedi com'è presentato. Parole incrociate con quadretti neri da indovinare. Ok. Cioè semplicemente per dire che mancano le caselle nere. Ok. Il gioco si risolve come le comuni parole incrociate, con la variazione che in questo caso è compito del solutore indovinare anche il posto delle caselle a fondo nero, ciò naturalmente in base alle parole trovate. Cioè tutte queste didascalie oggi non ci sono, perché se trovi uno schema dove non ci sono, vabbè, là c'è la soluzione, non guardare. Ma ti stavo spiegando. No, sto Umberto, guardando un coso. Ti stavo spiegando che una volta anche questo sarebbe stata una novità, invece in tutte le riviste di enigmistica ci sono schemi senza didascalie dove mancano le caselle nere. Per cui noi ci abituiamo a certi giochi, i giochi si evolvono. Volevo spiegarti come... Però scusa, no, perché io qua... poi è sparito. Poi dopo, come so che è giusto come mi sto muovendo? Beh, le parole devono incrociare. Non sai risolvere le parole crociate, quelle senza caselle nere? Arnese del contadino, zappa. Allora, vedi, primo orizzontale zappa. Vedi se c'è una parola verticale che inizia per Z. Cioè faccio le stesse... sì, mi muovo per risolvere le Zappa inizierà nelle prime 5 caselle, oppure un po' più in là, o chi lo sa. Paro Fiume d'Italia. Parole, la prima verticale non inizia per Z, però la terza lettera, la terza previsione, è prognosi, vedo nella soluzione, prognosi inizia con la P, per cui zappa poi e avere prognosi un'idea si mettono le prime due, dopo le altre si incastrano. Ecco, ma solo volevo mostrarti come è evoluto nel tempo il gioco che noi vediamo. Ma qua per esempio, non so, c'è una... per esempio... Ci sono parole che... Ecco, per esempio, non so, Sette, l'antico nome di Istanbul, io comincerei da là, perché sono sicuro che è Costantinopoli. Invece è Bisanzio, perché questa aveva 3 nomi. Costantinopoli intanto
E Costantinopoli Forse non sta neanche. non ci sta. Ho capito, ora Bisanzio, sì, sì, sì. Sì. Costantinopoli 14, questa è la lunghezza massima è 11. Non ci sta. Allora quindi avrei detto Bisanzio. Tra l'altro, guarda, Istanbul, noi lo scriviamo al numero 7. Sì, ho visto con la M. Noi scriviamo adesso Istanbul con la Sì, N. sì, sì, Invece quella volta si scriveva con la M Istanbul, al numero 7. Comunque, se io trovo tra però... l'altro, scusa, sempre 7, compose il Mefistofele e Arrigo Boito, penso. Sì, sì. Ecco, per cui, Iniziali. siccome Bisanzio ha 8 lettere, Sì, Arrigo sì, Boito sì, le sì. iniziali sono 2 lettere, È facile sono che- 10, quindi questo puoi scriverlo direttamente perché... Però è il c'è caso così. magari sempre di trovare una parola che che sei sicuro, inequivocabilmente che è sei quella, sicuro, sì. è quella. Però bisogna stare attenti perché non necessariamente, cioè il punto e il quadratino nero potrebbe essere anche all'inizio della riga. Eh sì, Ho capito. beh, la seconda riga, scusa, il grosso quadrupede, questo non sai qual è, noi vediamo una soluzione dromedario, ma potrebbe essere tutto. Sì. Ecco, questo sì, sì. non sarà una parola di partenza. Beh, Però- il tipo è divertente. Però l'ultima specie di fagiolo coltivato in Cina è la soia, questo si sa, insomma. Vabbè. Dov'è la soia? Andiamo avanti, non so se ci sono altre diapositive, non mi ricordo neanche. Vediamo se Se c'è. no, quanto tempo abbiamo ancora? Ancora, oh madonna. Ah, questo, scusa, pochi minuti? Sì, cioè, dovremmo Facciamo questo farcela, sì. matematico o se no ti faccio, scusa, se no chiudiamo e ti parlo di un'altra cosa. vediamo Perché se abbiamo scusa, mettiamo via questo per la prossima volta. Volevo mostrarti questo libro, Una voce poco fa. Una voce poco fa? E Lo il Barbiere di Siviglia. Sì, io so che è un'opera, adesso non so se era... Una Barbiere di romanza, Siviglia. non so se si chiama Una voce poco fa anche la romanza, ma comunque Sì, viene cantata comunque è da- di un'opera, sì. Sì. A parte questo, hanno preso come titolo per questo libro Una voce poco fa poco. Sì, ho Una voce fa poco. Perché? Perché ci sono tantissime voci nella lingua italiana. Guarda, questo è un elenco infinito quasi, puoi prendere, di voci, di parole che hanno 2-3 significati nella lingua sì, italiana. come beh, io ho visto. Ecco, per cui noi abbiamo scherzato, giocato con dei bisensi prima, no? Quando ti ho detto hai accettato, nel senso hai rovinato con l'accetta o hai accolto il mobiletto e cose del genere. Ecco, nella lingua italiana ci sono tantissime parole che hanno più sensi. Per esempio porto, scusami, porto. Io porto. E Io anche porto, voce verbo portare. E pure anche Il vino porto, poi Sì, sì. E beh, il porto il porto di lo Trieste. Scalo, eccetera. Ancora di più? Eh sì, ancora uno. Ecco, vedi che questo sfugge a tutti. Non è immediato. Porto, nel senso, sì, è stato porto. Sì, del verbo porgere. Del verbo porgere, sì. Ecco, vedi, Il participio passato del verbo sì. porgere. Allora, porto, voce portare, indicativo presente. Se ci mettiamo l'accento, portò, Sì, sempre però sì, al passato. addirittura due. Sì, però c'è anche il verbo porgere e ci sono tantissime parole, per cui invito chi ci ascolta a giocare con le parole della lingua italiana. Lì, tra l'altro, ho trovato che mancano anche alcune, ne ho trovate alcune che non c'erano, per cui si può scherzare quanto si vuole. C'è anche, non mi ricordo. E che lui si distrae, legge e Non mi ricordo in quale, abbiamo gente, ragazzo. in quale circostanza, Sì. Per esempio, lontano, che è l'avverbio, però è riferito anche all'albero, no? E le Lontano, e l'apostrofo fontano, e so che c'era mi pare una scenetta che andava avanti per parecchio tempo su questa cosa. Tanti sketch, tante battute. Come naturale, no? Sì, Acqua naturale. Vuole l'acqua minerale? Naturale. Allora la vuole. Di chi è? Campanile. Di Campanile. L'hanno presentata a Campanile Sera, ovviamente. O no? No, non è. Grazie Giorgio Dendi, ci vediamo la prossima settimana. Prossima settimana, Detto e vai! prossima settimana, l'ha detto, e vai! La prossima Ci sono. volta. No, prossima settimana. La Sono prossima qui. settimana non ci sono io. Vado e in no. ferie. Andiamo in pubblicità. No, com'è? Vado in ferie. No, torni.
Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta è tornata a trovarci, era un po' che non ci vedevamo, per dire la verità, la professoressa Iris Dalaudek, direttore della struttura complessa di clinica dermatologica. Cos'è il centro MST? Centro delle malattie sessualmente trasmissibili. Di Asurgi. Grazie per essere in nostra compagnia. Allora, facciamo così, prima di incominciare a parlare di ciò di cui i nostri telespettatori immagineranno parleremo, perché insomma, si spera che arrivi la bella stagione in maniera piuttosto definitiva. Non è stato un maggio particolarmente, finora non è stato particolarmente piacevole da quel punto di vista. Non tantissimo, sì. Però chiariamo questo, professoressa, perché poi se no la clinica dermatologica non si occupa soltanto di appunto NEI e di queste cose. Qual è proprio lo spettro delle patologie o dei casi di cui vi occupate? È una bella domanda, è una domanda che faccio spesso ai miei studenti quando comincio la lezione con la dermatologia. Dico, per voi che fa il dermatologo tutto il tempo? E la risposta di solito è guarda i nei, ma non è vero, noi abbiamo tantissime patologie. Facciamo la chirurgia, tanta attività della nostra clinica e interventi chirurgici, soprattutto oncologici. Abbiamo tutta la parte di terapia medica per le patologie infiammatorie come la dermatite atopica, la psoriasi, la idrosadenite suppurativa. Prendiamo in carico i pazienti con malattie rare, con un impatto molto pesante sulla qualità di vita, pemfico, pemficoide. Abbiamo il Day Hospital che ogni giorno trattiamo pazienti con fotodinamica o altre terapie, fototerapia, centro MST che abbiamo già detto, quindi anche le malattie sessualmente trasmissibili, consulenze, reumatologia, anche la dermatologia si incrocia con tante patologie e quindi è tanto da lavorare. Sì. Ecco, ci sono dei settori, chiamiamoli così, della medicina per i quali, come dire, è più semplice vedere, mettiamola così, il concetto di ricerca, no? Sì. Siccome comunque la ricerca, per esempio uno magari pensa alla ricerca, non l'associa a ortopedia, e invece ci sarà una ricerca anche per quanto riguarda l'ortopedia, che sarà, non so, i materiali in cui saranno fatte le protesi e tutte queste cose qua. Certo. E questo credo che succede per parecchi settori. In dermatologia la ricerca dove sta andando? Dove si sta concentrando? Allora, in questo momento abbiamo due grandi branche nella ricerca della dermatologia. Sono le nuove molecole dette le terapie biologiche, quindi anticorpi che bloccano certe circoli viziosi che si creano nella patologia. Ci sono nuove molecole che hanno ormai una indicazione che si allarga praticamente giornaliera, che funzionano molto molto bene, hanno quasi pochi effetti collaterali, spesso sono siringhe, ma ormai andiamo anche verso le terapie per bocca. Per esempio adesso è uscito un nuovo farmaco per la vitiligine, una malattia, sono quelle malattie con le macchie bianche che spesso impattano negativamente sulla vita sociale delle persone. Quindi questo è una area della ricerca, quindi tutte le patologie infiammatorie. E poi ovviamente un'altra area dove comincia a prendere anche possesso nella attività pratica è la diagnostica con il supporto dell'AI,
quindi l'intelligenza dell'intelligenza artificiale. Ormai si sviluppano cabine che fanno una documentazione di tutte le lesioni del corpo, che integrano algoritmi diagnostici, quindi in futuro sempre di più avremo applicazioni sull'iPhone o metodiche che in qualche maniera aiutano il dermatologo di arrivare non solo sulla diagnosi, ma anche aiutano in futuro di trovare la terapia più adatta all'individuo. Quindi anche in questo caso si può parlare forse più forzatamente rispetto ad altri di interventi sartoriali, cioè sì, mirati su quella persona. Esatto. Avendo oggi un bel portfolio di terapie per una patologia, con gli algoritmi del futuro sappiamo quale di quelle terapie è la più adeguata per la persona. Quindi andiamo veramente alla medicina personalizzata. Senta professoressa, l'altro giorno c'è stata il primo di una serie di incontri che Azugi organizzerà, credo, non so se su tutte quante le strutture, ma insomma comunque, ed è stato Otorinolaringoiatria che ha aperto, diciamo così, questa serie di incontri che per noi giornalisti sono anche molto interessanti, perché al di là del report sull'attività delle varie strutture ci sono sempre come dire, qualche cosa che ti può servire anche per esempio, il professor Tirelli ha detto ok per quanto riguarda un certo tipo di interventi fatti, non so, con la robotica, però dice la presenza del medico sarà sempre necessaria, perché il robot, perché anche insomma l'intelligenza artificiale, vabbè, questo magari è un altro discorso, però non possono prevedere l'imprevisto anche minimo, e quindi il medico comunque deve esserci. Penso sia un argomento intorno al quale la classe medica si interroga. Assolutamente sì, e in realtà tutte le applicazioni vengono sviluppate per aiutare il medico di decidere per una terapia, di arrivare a una diagnostica più accurata. Quindi il medico probabilmente avrà un ruolo più di controllo, ma le tecniche sono proprio qui di supportare la scelta più adeguata in futuro. Quindi non dovremmo avere paura e sentirci che la nostra professione finirà. Ho capito, perché poi c'è l'altro problema, ma può essere che anche nel caso suo possa essere un argomento da trattare, nel senso che sempre il professor Tirelli diceva bisogna stare attenti perché, ma non lo dice soltanto lui, ci sono molte prescrizioni da parte dei medici di base che alla fine non sono utili, ma palesemente vengono prescrizioni che vengono fatte perché il medico stia quasi tranquillo, insomma, no? Ieri ne parlavamo con il professor Liguori, il quale ha detto probabilmente questo è vero per alcuni settori, per altri magari non è così, eccetera. Il settore suo è uno di quelli che si presterebbe perfettamente, ma proprio perfettamente, no? Perché noi facciamo spesso la diagnosi proprio su immagini sulla pelle, no? Le lesioni sono facilmente visibili, e quindi in alcuni paesi, per esempio del nord, ormai la telemedicina, attraverso l'invio delle immagini anche con il supporto dei algoritmi, ha preso pienamente attività nella pratica clinica.
Noi su questo punto stiamo un po' ancora indietro, ma anche perché abbiamo un sistema sanitario che magari funziona diversamente. Ma in futuro sarebbe anche una app che uno ha magari il dubbio di una lesione. Se la app dice non è nulla, è molto probabile che non è nulla. Quindi anche per la triage, chi ha effettivamente urgenza o necessità di accedere alle strutture è un aiuto, insomma, bellissimo. Sì. Così arriviamo al pian piano all'argomento, perché prima però volevo affrontare un'altra cosa che spesso torna quando si parla proprio di questi argomenti, nel senso che è ben vero che voi avete a che fare con gente che ha anche un po' di paura, cioè è abbastanza, molti dicono ma non occorre andare in pronto soccorso se uno ha un reflusso. Il fatto è che la prima volta che quando uno soffre di reflusso per la prima volta, prende una paura del diavolo. Certo. E quindi si prende e va su. E credo che anche nel caso suo, insomma, certe cose che si vedono magari per la prima volta, eccetera, possono un attimo spaventare. Come si controlla, il termine non è corretto, mi rendo conto, ma proprio le proprie paure? Qui dovrebbe intervistare un psicologo più che altro come affrontare le paure, però la paura non è mai un buon consigliere. Sì. Assolutamente chi non sa interpretare l'internet, non consultare l'internet, perché nell'internet spesso stanno descritte le casi più eclatanti che non riflettono, non rispettano la realtà. Allora, nel caso che ho un dubbio, la prima cosa ovviamente è o di consultare il medico curante o di cercare di andare anche al pronto soccorso, nel senso, se ho una vera preoccupazione perché vedo una lesione che cresce rapidamente o ho un gonfio, ponfi su tutto il corpo che mi prude acutamente, queste sono le indicazioni assolutamente vale di accedere al pronto soccorso. Invece chi non dovrebbe andare al pronto soccorso sono le persone con le zecche, perché hanno trovato una zecca. La zecca per sé è un insetto comune, ma non significa che per forza trasmette la borreliosi. Quando fai l'anello e tutto il tempo di andare al medico curante, sa benissimo che cosa fare. Oppure chi si gratta da 3 anni non è il modo giusto di andare al pronto soccorso, ma di chiedere una visita dallo specialista. Quindi queste sono piccole cose da consigliare. Allora, adesso è un po', come dire, qui percorriamo strade già percorse, però giova sempre ricordarlo. Andiamo verso la bella stagione, sole, eccetera. Quali sono le precauzioni proprio minime? Allora, minime, diciamo, ovviamente di rispettare le ore dove l'indice UV è alto, nel senso di non stare al sole dalle 11 alle 15. Poi sappiamo che il sole danneggia la pelle, soprattutto i raggi UVB e UVA, e quindi la prima linea di difesa che abbiamo sono le creme solari, no? Creme solari che vengono utilizzati 20-30 minuti prima che mi espongo al sole. Poi, importante di ribadire, devono essere riapplicato ogni 2-3 ore, oppure dopo il bagno o quando ho sudato molto.
Fondamentale, perché spesso le persone dicono un fattore di protezione 30 o 50, no, io non mi abbronzerai. Non è vero, perché nella realtà molte persone utilizzano le creme solari troppo poche rispetto a quello che si dovrebbe fare. Per dire, la corretta applicazione della crema solare richiederebbe 2 cucchiai di tavolo per il corpo e una mezza per il viso, e questo ogni 2-3 ore. Capito? Sì. Non lo facciamo, esatto. E in realtà, se io mi metto meno della metà della quantità previsto sul corpo, una fotoprotezione 50 diventa 25. Sì. Quindi queste sono le cose da consigliare. Poi ovviamente perché ci sono anche oggi tante persone che dicono: non sappiamo, le creme hanno aumentato i tumori. Queste sono ovviamente fake news. Fake news, esatto, chiamiamolo così, ma chi proprio non vuole applicare le creme può utilizzare oggi abiti che hanno anche la fotoprotezione, si chiama UV Protection Factor, oppure di evitare proprio l'esposizione diretta al sole. Ma può essere per esempio che, l'esposizione al sole vari anche da città a città? Io mi ricordo che la prima e unica volta che ho preso un'insolazione notevole è stata a San Francisco nel 93. Sì, nel 93. Bella memoria, E per quelle le cose... scottature non si scordano mai. E mi ricordo che la presi perché ero appena arrivato, c'era il jet lag ancora, e la mattina alle 7, sveglio, cioè ormai ero sveglio perché sono andato a leggere un libro nella piscina dell'albergo. Poi non ho più preso sole durante quella parte della vacanza, e mi ricordo che il giorno dopo, passeggiando per andare a vedere un film, a un certo punto ho sentito un bruciore, ho guardato e ho detto: mamma mia, e io non avrei mai immaginato che alle 7 di mattina avrei preso va bene, forse era la prima volta anche nel corso di quell'anno che prendevo sole, eccetera, quindi poteva essere anche quello, però mi ricordo il fatto che proprio andai forse nemmeno mi rendevo conto che andavo a prendere il sole, perché probabilmente con il jet lag, però non avrei mai pensato alle 7 di mattina di prendere una scottatura. No, ma mi è successo una cosa molto simile, ma io ero in Australia anche alle 8 del mattino, ma senti proprio la forza del sole, e quindi dipende un po' dall'area geografica, ovviamente dipende anche se è la prima esposizione. Sì, quell'anno era la prima. E ovviamente la cute non abituata, esposto più del dovuto, si arrossa a prescindere. Allora, abbiamo ancora 5 minuti. Okay. Sì. Parliamo dei nei. Quello è l'altro capitolo che immagino voi sarete... come anche là, a che cosa bisogna fare attenzione? Allora, per anni, e qui dobbiamo anche fare un po' di autocritica come specialità, abbiamo detto si deve fare una visita dei nei una volta all'anno. Recentemente però si sono dimostrati dati dell'US Task Force che hanno dimostrato che lo screening cieco di qualsiasi persona non ha nessun impatto sulla diagnosi precoce del melanoma o dei tumori della cute. Quindi oggi che consigliamo di solito alle persone giovani? Di farsi vedere quando c'è una lesione sintomatica.
Allora, che cosa significa sintomatica? Può essere una lesione a rapido accrescimento che insorge di nuovo. Ok. Può essere un neo che stava qui per anni e comincia ad avere una evoluzione, cioè diventa più grande, cambia forma, cambia colori, oppure dà sintomi come prurito. Prurito su un neo spesso è un sintomo da considerare importante. Altra cosa che voglio sempre sottolineare, le gambe delle donne, perché le gambe è una sede molto tipica del melanoma nelle donne. Cioè, se una donna mi chiama e dice guarda, io ho notato un nuovo neo in accrescimento della mia gamba, dico vieni subito. Mentre è più frequentemente il melanoma sul dorso dell'uomo. Ah, ho capito. Sono due, però le donne e le gambe sono importanti di sottolineare. Poi ovviamente ci sono le persone che hanno centinaia di nei atipici, che sono difficili da controllare, ma anche qui applichiamo oggi una regola molto semplice anche per chi non è un esperto di applicare. Cioè noi sappiamo che la maggioranza dei nei in un individuo si somiglia, sono tutti uguali, più o meno tra di loro, e il segno del brutto anatroccolo, cioè la lesione che è completamente diverso, che salta all'occhio, è la lesione che deve essere controllata. Ma possono esserci dei nei che tornano? I nei non tornano. O comunque delle chiamiamole, delle manifestazioni che stanno un po', poi spariscono e poi tornano, eccetera. No, ma quello, cioè, se parliamo dei nei, i nei sono molto frequenti nella popolazione sotto di 60 anni e si sa, grazie a diversi studi, che i nei sono abbastanza dinamici nella nostra vita. Si sviluppano intorno alla pubertà, il numero aumenta fino a 40 anni e dopo 40 anni il numero dei nei si diminuisce perché i nei vanno verso una involuzione, quindi spariscono. Contemporaneamente però, in questa fascia di età tra 50 e 60 anni, possono formarsi tante lesioni che chiamiamo keratosi seboroiche, che sono lesioni assolutamente benigne, ma possono essere anche numerose. Ho capito, quindi e questo è sia per gli uomini che per le donne. Sì, sì. Le chiedo una cosa, no, non abbiamo, no, ma sì, dai, rapidamente, Rapido. poi lei risponde. Perché, soprattutto per le donne, per dire la verità, ma anche negli uomini, perché dopo un po' di tempo, dopo i 50, dopo intorno a quell'età là, si formano le macchie sul dorso della mano? Questi sono i segni del cosiddetto invecchiamento cutaneo, nel senso sono effetti dell'UVA che abbiamo preso per tutta la vita, sono discheratosi, quindi sono cellule pigmentate che prendono proprio la pigmentazione per proteggersi. Ma e quindi poi anche lì è diverso perché ci sono alcuni che ce le hanno e alcuni che non ce le hanno proprio, insomma. dipende un po' del fototipo della persona. Sì. Io non ce li ho, per dire la verità. Io comincio purtroppo. Io devo dire, forse sarà un'aberrazione perché ognuno ha le sue. Ognuno ha mi rendo il suo, conto. esatto. Ma a me, come posso dire, trovo che abbiano anche un fascino. Nel senso, secondo me, ti dicono non tanto l'età della persona, ma proprio che questa persona è matura. Cioè, a me tanti dicono, che brutta la mano io trovo, non mi dà nessun fastidio, ecco, No, insomma, se ce le avessi
mi darebbe fastidio. Ma io non ce l'ho. Infatti, perché non sono fastidiosi, No. sono un segno della cute. Ci sono anche le persone, per esempio, no, con le tante efelidi, Sì. che anche io volevo sempre avere gli efelidi, e Come uno Shirley è sempre scontento come di Shirley quello che MacLaine, ha. che ha Esatto. fatto poi. E quindi sono gusti diversi ed è giusto così. Grazie alla professoressa Iris Zalaudek per essere stata con noi, buon lavoro. Grazie, noi ogni tanto ci grazie vediamo tanto. perché insomma è sempre molto, molto piacevole Grazie. parlare con lei e con i nostri telespettatori. Ci vediamo invece domani alle 17:55.